Presentiamo ora due stornelli del poeta trevigiano Francesco Dall'Ongaro. Patriota della cui vita intensa e tormentata va ricordato almeno che fu deputato nel 1849 alla Costituente della Repubblica Romana. Il primo componimento onora uno dei massimi protagonisti del Risorgimento italiano, Giuseppe Mazzini. Il secondo invece celebra la virtù sconosciuta di una giovane donna, padovana, che ha dato la sua vita per l'unità d'Italia partecipando all'impresa dei Mille. Innanzitutto allora alcune parole sulla prima lirica. La Giovine Italia è ormai diffusa in tutta la penisola ed entusiasma specialmente i giovani. Mazzini è diventato quindi uno dei nemici più pericolosi dei governi italiani. Proprio per questo egli si è rifugiato all'estero e, pur passando da un nascondiglio all'altro e cambiando spesso nome per celare la propria identità, diffonde lettere, giornali, scritti per preparare il popolo alla rivoluzione. Insomma, la polizia di tutti gli stati si affanna a ricercarlo, sperando invano di poterlo arrestare. Nei primi versi dello stornello che stiamo per ascoltare, Francesco Dall'Ongaro si diverte proprio a riportare le congetture affannate di chi, un po' tra paura e speranza, segue gli spostamenti dell'introvabile Mazzini un po' in tutta Europa. Ma ad un tratto il poeta si fa improvvisamente serio e sigilla il suo amor patrio associando nella stessa indissolubile identità il nome di Mazzini e l'ideale di libertà. Lo stornello fu pubblicato la prima volta su Italia Libera di Genova il 14 gennaio 1851. Francesco Dall'Ongaro, Mazzini. Chi dice che Mazzini è in Alemagna? Chi dice che è tornato in Inghilterra? Chi lo pone a Ginevra e chi in Spagna? Chi lo vuol sugli altari e chi sotterra? Ditemi un po', grulloni in cappamagna, quanti Mazzini c'è sopra la terra? Se volete saper dov'è Mazzini, domandatelo all'Alpi e agli Appennini. Mazzini è in ogni loco ove si trema che giunga ai traditor l'ora suprema. Mazzini è in ogni loco ove si spera versare il sangue per l'Italia intera. Ed ora il secondo componimento, sempre firmato da Francesco Dall'Ongaro, che è dedicato ad una donna, Tonina Marinello. Questo stornello ci ricorda che anche se è vero che l'unica donna a comparire nell'elenco ufficiale dei Mille è Rosalia Monmasson, tuttavia lei non fu l'unica donna a partecipare alla spedizione dei Mille. Tra i garibaldini dell'esercito meridionale che giunse al Volturno, infatti, ci furono altre donne. Una di queste era proprio Tonina Marinello, l'esule padovana, più precisamente di Montemerlo nel comune di Cervarese, che prese parte alla campagna del 1860 facendosi passare per un ragazzo e che più tardi morì di tisi, povera e ancora giovane, a Firenze. Il 23 maggio 1862 usciva sullo Zenzero, giornale politico popolare di Firenze, un articolo breve ma commosso, intitolato semplicemente Antonia Marinello. Il giornalista anonimo si rivolgeva ai fiorentini con questa domanda: avete visto ieri l'altro sera quella bara che portava il cadavere di una donna all'ultima dimora? Volete sapere chi era? Dunque, ascoltate. E coloro che ascoltarono, anzi lessero, appresero così che la morta era Antonia Marinello, una donna che partecipò fin da subito con suo marito all'impresa dei Mille. Non certo come vivandiera, precisa l'articolista, no, vi ho detto che combatté, che vuol dire che col suo fucile in spalla fece tutto quello che fecero quei generosi giovani, dalla Sicilia al Volturno. E lo fece sotto mentite spoglie, facendosi passare per il fratello del marito, dato che l'arruolamento delle donne non era consentito. Così per molto tempo, precisa il giornalista, i suoi camerati non si erano avveduti che essa era una femmina.
Tonina Marinello era morta di tisi a Firenze 2 giorni prima dell'uscita dell'articolo. Non aveva ancora 29 anni e viveva con il suo compagno in un'umilissima abitazione. Al suo funerale partecipò moltissima gente, fra i tanti anche lo stesso Francesco Dall'Ongaro. Poco tempo dopo il poeta trevigiano le dedicò un componimento struggente, musicato in seguito da Carlo Castoldi. Un po' parafrasando Dante, scrisse: «Ella era bella, era bionda, era piccina, ma avea cuor da leone e da soldato». I versi vennero anche incisi sulla lapide di Tonina nel cimitero delle Porte Sante di San Miniato. Il 10 agosto di quell'anno, addirittura un quotidiano di New Orleans, The Daily True Delta, le dedicò un articolo nel quale veniva definita come an Italian heroine, in questo modo creando attorno a lei una vera aura di leggenda. Francesco Dall'Ongaro a Tonina Marinello. L'abbiamo deposta, la garibaldina, all'ombra della torre a San Miniato, con la faccia rivolta alla marina, perché pensi a Venezia e al lido amato. Era bella, era bionda, era piccina, ma aveva cor da leone e da soldato. E se non fosse che era nata donna, porteria le spalline e non la gonna, e poserebbe sul funereo letto con la medaglia del valor sul petto. Ma che fa la medaglia e tutto il resto? Pugnò con Garibaldi e basti questo. Ritorna il coro La Contrah per interpretare Camicia Rossa, una canzone scritta nel 1860 da Rocco Traversa e Luigi Pantaleoni. Già nel titolo essa mostra il ruolo determinante che l'indumento scarlatto ebbe nell'epopea garibaldina e più in generale nell'immaginario risorgimentale. Sappiamo che la leggendaria camicia rossa fu adottata per la prima volta in Sud America, ma forse non tutti sanno che la sua origine fu assolutamente casuale. Garibaldi, che nel 1843 si trovava a Montevideo per difendere la Repubblica Uruguayana dal dittatore argentino Juan Manuel de Rosas, potendo contare naturalmente su pochissimi finanziamenti per la sua impresa, trovò un sistema molto economico ed ingegnoso per rimediare una specie di uniforme per le sue truppe, formate allora da 500 uomini. A causa del conflitto, infatti, era rimasta invenduta una partita di tuniche destinate agli operai dei macelli di carne salata. Il colore rosso del panno serviva naturalmente a nascondere le macchie di sangue degli animali uccisi. Garibaldi riuscì quindi ad acquistarla per pochi soldi. Raggiunta la vittoria, i garibaldini non abbandonarono più quell'uniforme un po' improvvisata che con il passare del tempo divenne simbolo di coraggio e di eroismo, anche perché il colore rosso esponeva al pericolo di essere individuati più facilmente dal nemico. A dire il vero, all'inizio solo pochi dei garibaldini indossavano la camicia, che divenne ufficiale soltanto nel 1859. Può sorprendere, ma anche i famosi 1000 partirono in borghese. Solo durante la navigazione fu organizzato un piccolo laboratorio artigianale che permise a tutti i volontari di sbarcare a Marsala con la loro camicia rossa di ordinanza, creando così l'immagine iconografica che ben conosciamo. Fra le canzoni dell'epica garibaldina, Camicia Rossa, in decasillabi a rima baciata, è uno dei documenti più vivi e intensi, perché genuinamente legato allo spirito eroico che l'ha espressa. Il brano ebbe grande fortuna durante i giorni immediatamente seguenti l'impresa dei 1000, ma rimarrà celebre anche in seguito con l'aggiunta di strofe che accompagneranno altre vicende garibaldine successive. Il coro La Contrah in Camicia Rossa. Quando l'appello di Garibaldi, tutti i suoi figli valdi, daranno uniti fuoco alla mia.
camicia rossa, garibaldina, daranno lì fuoco alla vina, camicia rossa, garibaldina. E tutti svegliasti col sol d'aprile e gli mostravi che non sei vile, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara. E porti l'impronta di mia ferita, sei tutta lacera, tutta sfuggita, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara, per questo appunto mi sei più cara, camicia rossa, camicia rara. Fin dall'istante che ti indossai, le braccia d'oro ti ricamai, quando di razzo passai sergente, camicia rossa, camicia ardente, quando di razzo passai sergente, camicia rossa, camicia ardente. Lodi la gloria dell'ardimento, il tuo colore mette spavento, vedersi a Roma, poi nella fossa, cade qualsiasi